Gianluca Santa Caterina è già stato qui a presentare il suo primo libro, del quale ho avuto anche l'onore di fare la prefazione. In questo suo secondo libro la prefazione addirittura dell'assessore alla cittadinanità sociale e anche la presentazione del presidente del Consiglio regionale. Questo perché Gianluca è una persona che motiva, Gianluca è una persona che ha scritto un libro che riguarda la sua malattia e i suoi tre interventi, ma anche il fatto di averli superati e di essere ancora un grandissimo sportivo. La vita che Gianluca ci presenta con questo libro, la capacità di superare queste salite, le difficoltà e di reinventarsi poi anche delle attività sportive. Lui è sempre stato sportivo, è passato dalla corsa a piedi alla bicicletta facendo lunghissime pedalate, pensando e riflettendo, ci porta un po' a quella che è la sua esperienza e all'esperienza nostra della vita che viviamo tutti i giorni. È un messaggio forte di non abbattersi, di proseguire, di fare sport, di fare prevenzione e soprattutto anche di dare agli altri, perché anche in questo suo secondo libro c'è la previsione che una parte del ricavato vada proprio all'associazione Midori, e quindi all'associazione che si occupa di disturbi alimentari, e in altre occasioni Gianluca non ha mai lesinato di donare parte del ricavato ad associazioni e attività benefiche, per cui questo è un grandissimo valore aggiunto. Lo sport è la prima frontiera di prevenzione, Regione Veneto anche qui oltre ad eccellere sullo sport perché è Regione Europea dello Sport nel 2024 e anche eccellenza in sanità, ce lo dicono tutti i parametri, ma lo stesso Gianluca ha ricordato che ha trovato cure eccellenti, cure precise e puntuali proprio nella sanità pubblica, una sanità sulla quale stiamo investendo molto, è già stato fatto negli anni passati e si continua a fare, e credo che per il futuro appunto questa sanità eccellente sarà consolidata con tutte le attività in corso, anche con gli investimenti in case delle comunità, in ospedali di comunità, nuove attrezzature e anche adesso con tutti gli sforzi che sta facendo la Regione Veneto nel reclutamento del personale sanitario. Pedala ancora, sempre con il cuore, che segue sostanzialmente la pubblicazione del primo un anno fa. Entrambi i libri e tutte le mie iniziative benefiche sono volte a sviluppare un progetto nato 3 anni fa che si chiama Pedala con il cuore, che ha 3 obiettivi: diffondere la cultura della prevenzione, importantissimo, che a me personalmente ha letteralmente salvato la vita, dare una speranza alle persone con la mia patologia o patologie diverse, la voglia, la forza di rinascere, di rialzarsi, nonostante io abbia sostenuto e subito 3 interventi al cuore in 3 anni, e ultimo, non certamente ultimo in termini di importanza, promuovere delle raccolte fondi, soprattutto per bambini malati o disabili. In questo caso abbiamo deciso, io e il coautore Vittorio Zirstein, di devolvere 2 euro per ogni copia venduta all'associazione Midori di Valdagno, che si occupa di aiutare persone con disturbi, dare sostegno a persone con disturbi alimentari e anche alle loro famiglie.